Il motore del Veneto resta sempre lo stesso, si chiama turismo e i dati Istat di questi 8 mesi del 2018 lo confermano. Un settore che vale 6 volte l'agricoltura, 4 volte il settore moda e 5 volte l'agri-food, tanto per intendersi. Finora è un 2018 di assestamento dopo il boom del 2017. Sesta regione turistica in Europa e prima in Italia, il Veneto senza il turismo nel 2017 avrebbe perso il 10% del PIL regionale, il 18% dei consumi interni e oltre 500.000 di posti di lavoro. È una stagione che si conferma positiva, nel senso che è una stagione di stabilità rispetto a una crescita che abbiamo avuto continua negli ultimi 4 anni precedenti, dove ogni anno abbiamo registrato dei record in termini sia di arrivi che di presenza. Ad oggi la situazione è più o meno di stabilità, ad essere sinceri è uno meno 0,2% di presenze, però un più 1% di arrivi, quindi sostanzialmente siamo sui numeri del 2017 che comunque era stata la stagione dei record. Restano forti le città d'arte, anche se Venezia vede un leggero calo, pur con i suoi numeri enormi. Delusione nel settore termale, riprese importantissime invece della montagna. Negli ultimi anni soffriva tantissimo e quindi noi abbiamo la necessità di investire non solo su Cortina ma su tutto il Bellunese in particolare per farla riprendere, perché voi sapete che abbiamo 2 province a statuto speciale vicine come il Trentino e Bolzano, che purtroppo da questo punto di vista sono dei competitor importanti. E poi c'è Treviso, il capoluogo della Marca e la sua sfida per il futuro. Treviso sta crescendo bene, sia la città che la marca trevigiana, questo per la diversificazione del prodotto, quindi si sta puntando molto sul cosiddetto turismo slow, lento del territorio, e Treviso che gode un po' anche della pubblicità internazionale che è stata fatta anche da alcuni giornali stranieri, dove appunto si indicava Treviso come una meta alternativa, particolare, piccola, una chicca, sia dal punto di vista architettonico, culturale, ma anche per le possibilità enogastronomiche che offre. Parola d'ordine, non fermarsi. Puntare molto sull'aspetto museale, quindi sulle mostre e sulle attività in particolari che si possono creare in connessione, però io lo dico sempre, con la provincia di Treviso. Cioè Treviso deve essere un punto di riferimento collegata però alla nostra pedemontana, in maniera che il turismo e il turista viene in città ma poi si sposta nella pedemontana e va a scoprire i percorsi, che ne so, delle vie del Prosecco, piuttosto che altre possibilità che il nostro territorio offre. Quindi ci deve essere sempre questo scambio